2 luglio 2015 sgozzò nella sua abitazione di Marghera il 79enne Alberico Cannizzaro, inflitti 16 anni di reclusione al 22enne romeno già in carcere nel suo paese per violenza sessuale. Mentre il presunto killer Sergio Papa resta in carcere, emergono nuovi elementi sull'indagine del delitto di Cisone. Il 35enne avrebbe tentato di bruciare i corpi dei coniugi Nicolasi e un sms di auguri alla mamma l'8 marzo lo avrebbe reso rintracciabile. 49enne siciliano arrestato dalla Guardia di Finanza perché si sarebbe fatto consegnare con l'inganno la pensione da una coppia di disabili di Grignano Polesine. Schianto tra un tir carico di mobili e un'auto in A4 a Padova, direzione Milano, feriti lievi ma il traffico ancora una volta nel caos. La scomparsa di Ivano Beggio, venerdì ad Asoli, funerali del patron dell'Aprilia, continuano i messaggi di cordoglio per lo storico imprenditore. Con te ho vissuto i momenti più belli della mia carriera, la dedica di Max Biaggi. Una buca delle lettere per segnalare i casi di mala sanità in ogni ospedale del Veneto e le missive saranno consegnate direttamente al presidente Zaia, presentato il nuovo sistema per aiutare gli utenti. A un mese dalla fine dell'esposizione registrati 342.000 visitatori alla mostra di Van Gogh che ha lanciato Vicenza nell'orbita nazionale delle città d'arte. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca. Lo ricorderete, l'estate 2015, un terribile delitto in pieno centro a Marghera, l'anziano Alberico Cannizzaro, pensionato, padre di 2 sacerdoti, 79 anni, che fu trovato morto sgozzato nella sua abitazione. Le indagini portarono ad arrestare un 22enne romeno che conosceva la vittima, fu arrestato nel suo paese in Romania. Ieri è arrivata la condanna. Sentiamo per questo in diretta telefonica il nostro Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno da Mestre, dove è stata pronunciata la sentenza per Marcel Mustata, il 22enne romeno accusato di aver ucciso Alberico Cannizzaro di 79 anni nella sua abitazione di Marghera il 2 luglio del 2015. La condanna è a 16 anni di reclusione per omicidio volontario, una sentenza che è stata emessa a conclusione di un processo con il rito abbreviato che prevede dunque lo sconto di 1/3 della pena. Anche con questo sconto non sembra certo una pena particolarmente pesante per un omicidio così efferato. Il PM Laura Cameli si era battuta per ottenere una condanna a 30 anni, ma i giudici hanno deciso diversamente. Durante l'udienza l'imputato è comparso in videoconferenza, ha ancora una confessato di essere colpevole di questo omicidio e sostenendo di essersi difeso dalla reazione di questo 79enne al quale era entrato in casa per rubare. E Mustata è in carcere in questo momento in Romania, dove sta scontando un'altra condanna a 9 anni per violenza sessuale e sequestro di persona, mentre qui a Venezia è imputato anche in un altro processo per lesioni e rapina ai danni di un ferroviere. Queste le vicende e ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo a Mestre perché c'è un giallo dopo il rinvenimento nella zona di San Giuliano all'altezza dei cantieri nautici di un cadavere. Nella prima mattinata di mercoledì è stata segnalata infatti un corpo che galleggiava a pelo d'acqua, nella mattinata di oggi, a pelo d'acqua nella zona di San Giuliano e ovviamente priva di vita. Sul posto sono portati gli agenti della questura e alle 9:30 è stato chiesto l'aiuto dei sommozzatori che hanno recuperato la salma. Si sa che si tratta di un 48enne di Volpago del Montello nel Trevigiano, perché è stato trovato addosso al corpo il documento di identità. Gli accertamenti sono in corso, la salma è stata posizionata nel piazzale adiacente a uno dei cantieri, non sembrerebbero esserci segni di violenza particolari, potrebbe trattarsi di un gesto estremo, ma ovviamente tutto è ancora in forse. L'attenzione dei poliziotti si sta concentrando su una macchina parcheggiata a poche centinaia di metri di distanza che apparterrebbe proprio all'uomo deceduto, e l'uomo era scomparso da qualche ora, era stata segnalata la sua scomparsa proprio alle forze dell'ordine. Ovviamente maggiori dettagli questa sera per capire, per trovare una soluzione a questo giallo purtroppo del rinvenimento del corpo. E adesso ancora
Ancora la cronaca giudiziaria e parliamo di un altro delitto, l'omicidio a Vigonza di Matteo Venturini, perché è stata fissata per metà maggio la prima udienza del processo. L'accusa è di omicidio volontario pluriaggravato. Dragan Miladinovic, un serbo di 28 anni residente a Santa Maria di Sala, comparirà il 17 maggio davanti ai giudici della Corte d'Assise. Miladinovic è accusato dell'omicidio di Matteo Venturini, morto la sera del 16 febbraio del 2017 a Pionca di Vigonza, dopo essere stato preso a bastonate e gettato nelle acque del Tergola. Miladinovic era stato arrestato a maggio, rientrato in Italia dalla Serbia, era stato rintracciato dai carabinieri nella casa del patrigno a Mellaredo. Allora invece il duplice delitto di Cisonna di Valmarina, proprio ieri mentre nel pomeriggio si svolgevano i funerali della coppia dei coniugi Nicolasi a Bidasio di Nervesa della Battaglia, sono emersi nuovi elementi dell'indagine dei carabinieri che ha portato ad arrestare come presunto killer Sergio Papa. Ha mandato un messaggio l'8 marzo alla mamma per la festa della donna, lo abbiamo localizzato, da quel punto non l'abbiamo più lasciato. Quando gli elementi sono diventati concreti siamo riusciti a rintracciarlo e fermarlo, che scendeva da un treno proveniente da Padova alla stazione ferroviaria di Mestre. Così il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, il maggiore Giovanni Mura, racconta il fermo di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, in carcere con l'accusa di aver massacrato la mattina del 1 marzo, tra le 7 e le 8, Anna Maria Niola e il marito, Loris Nicolasi. Avrebbe anche tentato di disfarsi dei corpi, voleva bruciarli. Gli indumenti del povero Loris sicuramente odoravano di combustibile. Forse gasolio. Dico forse gasolio perché lì sul posto è stata trovata una tanichetta di gasolio vuota, rovesciata, che dà a pensare che l'intento così di distruggere, se così è, di distruggere il corpo possa celare eventuali tracce. A carico del pregiudicato di Refrontolo indizi molteplici, convergenti e consistenti, dice il comandante provinciale Gaetano Vitucci. Un vicino l'ha visto fuggire dal luogo del delitto, in zona anche una Fiat Panda rubata, trovata bruciata la sera dopo a Col San Martino. Potrebbe averla usata l'assassino, dentro forse gli abiti che indossava quando ha compiuto il duplice omicidio. Plausibile che fosse tornato in quella casa dopo il litigio il giorno prima con i Nicolasi per svaligiarla. Potrebbe essere stato scoperto e aver reagito violentemente, afferrando una roncola dagli attrezzi di Loris e uccidendo entrambi, forse sotto l'effetto di stupefacenti. Lui nega, ma anche le intercettazioni telefoniche dei familiari confermano le accuse, e anche che in casa sapessero quello che aveva fatto. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dai rilievi del RIS e dalla perizia sui corpi. Fondamentale nelle indagini il contributo dei cittadini di Cison e della Vallata. Ci sono stati tantissimi cittadini che ci hanno dato parecchi elementi, magari per loro insignificanti, ma per noi sono stati fondamentali poi per mettere a sistema tutto quanto e per cercare di ricostruire quello che è avvenuto prima, durante e dopo il tragico evento. Un 49enne siciliano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perché si sarebbe fatto consegnare, secondo l'accusa, con l'inganno la pensione da una coppia di disabili di Grignano Polesine. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari, indagato per circonvenzione di incapace. Le vittime di 58 e 67 anni sono seguiti dai servizi sociali. Il primo episodio accertato dalle Fiamme Gialle è avvenuto ai primi di febbraio, quando l'indagato era stato sorpreso a Grignano appena dopo aver circuito la coppia dalla quale si era fatto dare l'intera pensione appena ritirata alle poste. Il 49enne era stato denunciato e la somma recuperata. Un mese dopo ci ha riprovato, facendosi consegnare la somma rimanente dopo che la coppia aveva provveduto a saldare le bollette e effettuare l'acquisto di farmaci di cui hanno bisogno. Complessivamente la Finanza ha sequestrato 1.695 euro che verranno restituiti ai legittimi proprietari. Un'altra mattinata da incubo per tanti automobilisti questa mattina lungo la A4 in direzione Milano all'altezza di Padova per un incidente tra due veicoli, un camion, un tir che trasportava mobili e un'auto, e che ha provocato poco prima delle 9 10 km di coda in direzione Milano. Dicevamo coinvolti i due veicoli, fortunatamente i conducenti sono feriti in modo lieve, ma purtroppo l'incidente e i mezzi da recuperare hanno provocato le code che sono adesso in lento smaltimento lungo il tratto interessato.
Ancora cronaca giudiziaria, stavolta siamo a Treviso con il crack Sira, una titolare Carmen Favaro agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta, lei respinge però le accuse, non mi sono mai intascata un euro. È agli arresti domiciliari Carmen Favaro, ex titolare del magazzino di abbigliamento Sira Fossallunga di Vedelago. La misura coercitiva è scattata a conclusione di un'indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Treviso nei confronti della società operante da 40 anni nel settore dell'abbigliamento e dichiarata fallita nel dicembre 2016. L'accusa è bancarotta fraudolenta, ma la donna respinge ogni addebito. Sono anch'io vittima, non ho mai intascato un euro. E questa mattina in tribunale si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Piera De Stefano. L'imprenditrice arrestate e accusate di aver distratto liquidità e beni di magazzino per oltre 600.000 euro a danno di creditori esposti per oltre 12 milioni di euro. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle è emerso che l'indagata, a fronte di una crisi finanziaria, anziché richiedere tempestivamente la procedura concorsuale, aveva ceduto il ramo d'azienda senza corrispettivo ad una società appositamente costituita a lei stessa riconducibile. Ma sempre secondo gli investigatori, anche attraverso questo nuovo soggetto economico avrebbe continuato a svolgere le medesime condotte illecite. L'ex imprenditrice, quando si è resa conto che il fallimento era ormai inevitabile, avrebbe distrutto ed occultato la contabilità dell'ultimo biennio e danneggiato irreparabilmente il server aziendale nel tentativo di impedire la ricostruzione degli affari sociali e del patrimonio. I legali della donna, l'avvocato penalista Luigi Ravagnan, assieme al collega civilista Roberto Barbato del Foro di Venezia, oggi saranno presenti in tribunale per replicare alle accuse mosse contro l'ex imprenditrice. Un grave incidente a Padova ieri sera con una ragazzina di 15 anni che stava portando a spasso il cane, è stata investita da un'auto in un quartiere residenziale, la ragazza è in gravissime condizioni. Una corsa disperata in ambulanza. Erano circa le 20 di martedì quando, durante la sua solita passeggiata con il cane, una ragazza di 15 anni è stata investita da un'auto. L'incidente in pieno quartiere residenziale tra via Libia e via Enna. Alla guida della piccola utilitaria una donna di 48 anni, residente in provincia. Un impatto terribile quello tra l'auto e la ragazza che forse stava attraversando la strada sulle strisce. Sbalzata sul cofano, la ragazza è finita violentemente sull'asfalto. Soccorsa dall'automobilista, sul posto è arrivata l'ambulanza che ha trasportato la giovanissima in ospedale. La quindicenne nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata. In ospedale, sotto shock, è finita anche la donna al volante dell'auto. Le indagini sono condotte dalla Polizia Municipale di Padova. Ora la scomparsa di Ivano Veggio, venerdì ad Asolo, dove risiedeva da qualche anno i funerali del storico patrono dell'Aprilia, mentre continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio. Con te ho condiviso i momenti più belli della mia carriera agonistica. La tua passione e la tua gioia animavano noi tutti. Un uomo generoso che ha dato al mondo delle moto un grandissimo contributo e portato in Italia molti successi. Mancherai. Ciao Ivano. Il saluto commosso viene dal suo pilota prediletto, quello del massimo successo in pista, Max Biaggi. Solo uno dei tanti messaggi di addio e di cordoglio per l'uomo che da annuale sfidò il mondo riuscendo a imporsi. Capitano d'industria vecchio stile ma dalle idee proiettate nel futuro. L'eco della scomparsa di Ivano Veggio continua a farsi sentire in tutto il Veneto, dall'Annoale, dove creò il mito Aprilia, alla Asolo, dove aveva scelto di vivere e dove verranno celebrati i funerali venerdì alle 11 nel Duomo cittadino. Viene a mancare un grande imprenditore, ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, le parole del presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas. Ha saputo cogliere le sfide della innovazione, dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma è soprattutto la voce della gente, quella che il patrono dell'Aprilia avrebbe apprezzato di più. Ciò che ha rappresentato per me negli anni 70, tutta la sua capacità di innovare, di fare, è stata una cosa molto molto grande. Lascio un voto senz'altro nel paese di Noale, lascio un bel voto. E poi auguri per andare avanti nel lavoro se hanno ancora volontà di lavorare. L'uomo che ha fatto piangere con la sua Aprilia anche i giapponesi. Certamente ha dato qualche lezione in giro per il mondo con le sue moto. Speriamo che l'azienda continui come l'aveva avviata lui e portata ai livelli che l'aveva portato lui. Di comunque continuare, cioè non lasciare il mondo qua delle due ruote e insomma continuare, che hanno sempre fatto bene. Senta, adesso starà correndo su uno dei suoi bolidi. Io lo auguro di cuore, c'è sempre tenuto molto, era fiero di quello che aveva fatto.
Buon viaggio. Venerdì dunque l'ultimo saluto al Duomo di Asolo con il corteo funebre che poi raggiungerà Noale, passando davanti allo storico stabilimento per unire tutti in un solo commosso abbraccio. I carabinieri di Chioggia hanno sequestrato a Pellestrina 400 kg di vongole a un pescatore veneziano di 51 anni che è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio e falsità ideologiche. I militari hanno accertato che l'uomo aveva consegnato 400 kg di vongole al centro di spedizione e depurazione molluschi di Pellestrina, attestando falsamente di averle pescate in una zona della laguna tale da scongiurare il processo di depurazione prima della commercializzazione. Sanità ora, e parliamo di vaccini perché è iniziato un altro conto alla rovescia verso il 30 aprile, scatteranno infatti dal giorno dopo le sanzioni per le famiglie che non si saranno messe in regola dopo la deroga dal 10 marzo e solo in provincia di Treviso, ad esempio, sono ancora 1600 i bimbi da 0 a 6 anni scoperti. È iniziato il conto alla rovescia. Entro il 30 aprile la situazione vaccini dovrà essere ben definita e chiara. I bambini che non saranno stati messi in regola rischiano di dover rimanere a casa. Si parla dei piccolissimi dagli 0 a 6 anni, fascia di età che sarebbe anche lo zoccolo duro dei Novax. Abbiamo, per quanto riguarda i bambini che rischiano di non andare a scuola, circa 1500-1600 bambini che in effetti ad oggi non hanno fatto vaccinazioni e quindi rischiano di non poter completare l'anno scolastico. Situazione invece migliore per i più grandicelli. Siamo su percentuali che variano a seconda della zona fra il 94 e il 97%, quindi ottima direi. Ad un mese e mezzo dal termine ultimo previsto, le ULSS stanno contattando le famiglie non in regola, una ad una. Qualcuno si è fatto vivo, ci dicono, chiedendo un appuntamento, per altri ancora il silenzio. Dopo i primi giorni di aprile toccherà all'ULSS valutare caso per caso se questi bimbi non potranno più frequentare la scuola o se invece potranno terminare l'anno perché stanno regolarizzando la posizione nei confronti dell'obbligo vaccinale. Dal 1 maggio potrebbero partire invece le sanzioni. Sì, questo è quello che dice la legge e le circolari che sono state poi emesse. Si sta ancora discutendo per avere un quadro preciso sul modo di erogazione della sanzione. Siamo in attesa noi delle ULSS di vedere in che modo dovremo comportarci. La sanzione comunque si sa che sarà fra i 100 e i 500 euro e che sarà comminata una sola volta alle famiglie che non adempiranno all'obbligo vaccinale. Ancora la sanità, c'è un nuovo sistema presentato ieri in Regione per segnalare casi di malasanità, tutto ciò che non va, ed è un sistema vecchio stile, chiamiamolo così, una lettera da imbucare in ogni ospedale dove sono stati creati dei nuovi espositori ed è una lettera che arriverà direttamente sul tavolo del Presidente Zaia. La buca delle lettere è rossa con tanto di penna e foglietto precompilato per segnalare i casi di malasanità da imbucare direttamente in ogni ospedale. Ogni missiva verrà portata in regione e poi consegnata direttamente al Presidente che la vaglierà una ad una di persona, assicura lo stesso. C'è il modulo, c'è anche la penna, quindi non c'è necessità di procurarsi niente. Si entra negli ospedali, ci saranno questi corner, questi punti che si vedono, sono molto visibili e c'è modo di lasciare lì un messaggio, una dichiarazione oppure un suggerimento o un reclamo come si dice e poi verranno ovviamente analizzati e si darà corso. In una settimana di media migliaia le mail che giungono in regione con cui molti utenti lamentano e segnalano disagi e cosa non va in merito alle diverse prestazioni sanitarie anche nelle varie strutture ospedaliere, a cominciare nel dettaglio da cosa non funziona il reparto. Ecco le segnalazioni da fare con accanto i volti con nomi e cognomi di tutti i dirigenti responsabili della sanità e delle varie strutture ospedaliere comprese. Un investimento da 80.000 euro per i 200 espositori che entro la prossima settimana verranno posizionati in tutti gli ospedali del Veneto. Dall'altro c'è anche un totem che riporta ovviamente le foto dei direttori responsabili con i telefoni e le mail in maniera tale che i cittadini possano anche contattare se hanno qualcosa da dire. Dati già presenti in rete che con questa campagna informativa si vuole raggiungere anche chi non ha destrezza con la tecnologia e con i computer. Di essere a disposizione del cittadino che è il contribuente, che è colui che paga le tasse per avere dei servizi e per migliorare il servizio. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo subito.
Eccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Il Papa arriverà in Veneto ma non sarà quest'anno, lo ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, cardinale vicentino peraltro Pietro Parolin, l'ha dichiarato ieri parlando appunto dell'arrivo del Papa Francesco in Veneto. Si era parlato nei mesi scorsi della seconda parte del 2018, ma a quanto pare l'agenda di Papa Francesco non ha trovato uno spazio per il Veneto e soprattutto per il passaggio in Laguna. Parolin però ha detto, quando ha parlato con il Papa, ha dimostrato subito un grande interesse, una disponibilità a venire in Veneto. Mi pare che sia già stato detto dal Patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, che non sarà più quest'anno, non sarà il 2018, quindi l'appuntamento, a Dio piacendo, sarà per l'anno prossimo, quindi 2019. L'appuntamento invece con la grande mostra di Van Gogh a Vicenza ormai sta per finire, ma manca però quasi un mese, 26 giorni per l'esattezza, e i numeri sono già da record. La mostra dei record, numeri da primato italiano, 342.000 visitatori, una media da 2.180 persone al giorno, sovvertendo ogni consuetudine. Il 60% dei turisti ha prenotato e solo il 40% acquista il biglietto alla cassa. Da qui alla chiusura mancano ancora 26 giorni e si punta a tagliare il traguardo dei 400.000 ingressi. Sono numeri impressionanti che sono conditi ovviamente da questa grande galoppata van Goghiana in questa mostra, e qui insomma dovremo superare largamente il tetto delle 400.000 presenze e in questo modo, devo dire, collocarci quasi sicuramente addirittura nella top 10 mondiale di questa stagione espositiva, e quindi pensare che Vicenza si troverà nelle stesse posizioni di New York, Berlino, Parigi, Londra, credo faccia anche abbastanza impressione. L'ultimo weekend segna un record nel record. Domenica 11 marzo è il giorno con più visite da quando è stata aperta la mostra su Van Gogh. Sono entrati 4.865 turisti. Sabato 10 marzo 4.743, solo un ospite in meno rispetto al 31 dicembre. È il capolavoro di Marco Goldin, che in Basilica in questi anni ha messo insieme 4 mostre, tutte di successo, portando a Vicenza 1.200.000 visitatori, numeri che stupirebbero innanzitutto lui, Vincent van Gogh, che nella sua vita vendette un solo quadro. Di fronte ai numeri sicuramente sarebbe molto stupito, perché purtroppo lui non era abituato a queste cose, però credo che sarebbe estremamente felice di come ho raccontato la sua anima, e devo dire che questa cosa me l'ha scritta più di qualche persona, di qualche visitatore. Ricevo tutti i giorni tantissime mail da parte di chi visita la mostra, e credo 2 o 3 persone, 2 o 3 signore mi hanno scritto proprio questa cosa qua. Secondo me Van Gogh sarebbe molto molto contento di come lei lo ha raccontato. Ancora l'arte, e ci spostiamo da Vicenza a Bassano per raccontarvi del successo del personale dell'artista Daniele Marcone alla Galleria Civica di Bassano. Noi l'abbiamo anche incontrato. Fino a ieri vi abbiamo parlato della sua personale allestita alla Galleria Civica di Bassano, delle sue opere, cercando di mostrarvi le caratteristiche che le contraddistinguono, meglio, che contraddistinguono l'ultimo anno di lavoro dell'autore. Oggi vi parliamo di lui. Daniele Marcone, 53 anni, marosticense, lo abbiamo incontrato nel suo studio sulle colline di Crosara per conoscere l'uomo, per capire l'artista, un uomo che sta combattendo con una forza incredibile contro la malattia che lo ha colpito, la SLA, che lo costringe su una sedia a rotelle e a comunicare solo attraverso un sensore ottico. Lo abbiamo seguito mentre realizza uno dei suoi lavori, aiutato dall'ormai inseparabile Mario, suo padre, diventato le mani di Daniele Marcone. Il colore, la trasposizione della vita. All'interno di queste tele c'è molta spiritualità, c'è molta fede. Esattamente, il colore diventa lo strumento per accedere nelle profondità dell'anima. E per quanto riguarda invece la geometria, perfezione nell'imperfezione. L'imperfezione è ciò che permette la crescita.
Ovviamente bisogna considerare la situazione che vivo, diciamo che per necessità ho cercato di trasportare le mie sensazioni attraverso un linguaggio comprensibile e fattibile da chi mi sta aiutando. Un chiaro ed esplicito riferimento al padre Mario, quello di Marcon, non è uno scendere a compromessi, è scegliere un percorso alternativo per esprimere quello che c'è dentro l'anima, e quando dà le indicazioni per la realizzazione dell'opera, lui ha già tutto in testa. Parto sempre da un'idea precisa, soprattutto sulla tipologia delle misure, poi nella stesura del colore a volte avvengono quelle casualità o imperfezioni che sono un valore aggiunto. Già un valore aggiunto nell'unicità della natura, nell'unicità dell'essere umano, nell'unicità eccezionale dell'essere artista. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo, ore 13, politica in primo piano. Quale governo per l'Italia è il titolo della trasmissione di oggi. Ospite l'onorevole Angela Colmellere, parlamentare della Lega alla Camera dei Deputati, insieme in studio con Pier Giorgio Paladin. Questa sera poi 20:10, una puntata dedicata a Ivano Beggio, dedicata allo storico patron dell'Aprilia scomparso ieri, e quindi una puntata con voci di parenti, amici, insomma, per ricordare lo storico imprenditore che ha sfidato il mondo con la sua Aprilia. E poi questa sera 21:15, dopo 20:10, come sempre l'appuntamento di ogni mercoledì con la Zanzega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Temporanea pausa asciutta e anche piuttosto soleggiata sulle nostre regioni, con clima molto mite. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 marzo. Sul Veneto locali foschie o nebbie, sui settori centro-meridionali solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Soleggiato altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece che oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi circa. Qualche nebbia anche sul Friuli Venezia Giulia, specie sui settori meridionali della nostra regione, ma migliorerà col passare delle ore, più sole invece altrove. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, valori massimi invece compresi tra i 10 e i 14 gradi. Spostiamoci infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una bella giornata di sole su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.